Marco Zambuto, ormai il quadro è chiaro, gli apparentamenti sono ufficiali, Pennica si è apparentato con FLI ed MPA, una grande coalizione, quella che lui sognava già in prima battuta. Era il candidato di Alfano e del PDL, oggi getta definitivamente la maschera per diventare il candidato di Alfano, di Di Mauro, di Cimino, di Gentile, essere il candidato della casta, per fare tornare le lancette dell'orologio indietro in questa città, con le spartizioni, con le lottizzazioni, e d'altronde anche la squadra degli assessori che presenta, rispettabilissime persone, altro non sono che dei prestannomi che Alfano, Di Mauro, Gentile e Cimino hanno messo, ma che chiaramente servono come specchietto per le allodole, per poi eventualmente mettere le nipoti e i parenti. Ma io ho voluto scegliere e ho scelto di non apparentarmi con nessuno per grande rispetto nei confronti del voto popolare, che ha dato un'indicazione ben precisa, ha segnato e ha tracciato una strada che è stata quella di volere innanzitutto continuare ad avere questa città libera da qualunque condizionamento e soprattutto continuare questa città a essere governata e servita. Lei in verità un apparentamento ce l'ha. Benedetto Tragna oggi ha manifestato l'idea, la volontà di appoggiare Marco Zambuto, anche se il PD si è dichiarato neutrale. Il Partito Democratico ha fatto una scelta che è quella di non apparentarsi con nessuno. Dentro il Partito Democratico ci sono tante sensibilità, c'è la sensibilità dell'onorevole Adragna, che ha dimostrato, come dire, da tempo una grande attenzione nei confronti di quello che veniva fuori da questa campagna elettorale. È chiaro che io apprezzo e sono pronto a confrontarmi e soprattutto a costruire insieme. Sono pronto a costruire insieme con tutti i liberi e forti di questa città. Ecco, lei se dovesse vincere in aula avrebbe 9 consiglieri, 5 del Patto per il Territorio, 4 dell'UDC. Questo sarebbe un limite oppure in aula si gioca poi un'altra partita? Ma guardi, io nei 5 anni che abbiamo alle spalle ho iniziato il mio mandato avendo in consiglio comunale dalla mia solamente 6 o 7 consiglieri comunali e chiaramente contro 23. In verità ogni atto che io ho portato in consiglio comunale è stato votato per il 99% all'unanimità, perché abbiamo presentato e portato atti in consiglio comunale nell'interesse generale e nell'interesse esclusivo della città, senza interessi particolari, senza favoritismi nei confronti di qualcuno, per cui avendo buonsenso e soprattutto cercando l'interesse generale della città alla fine si raggiungono gli obiettivi.